Buonasera, ben ritrovati. Una trasmissione che abbiamo intitolato Da Lampedusa qui questa sera, ma che si apre quest'oggi con tanti fatti di cronaca. Nella nostra sigla c'è anche un'immagine di guerra, tra virgolette. Al centro dello studio Francesca Zaccariotto, presidente del Principe Pordenone, che... chiedo scusa, sono molto stanco, devo dire la verità. Chiedo scusa per Venezia che sulle vicende che vorremmo analizzare, che è quella dei profughi, ha fatto delle proposte, insomma, ha cercato delle soluzioni. Certamente. Condivise nella Lega? Ne parliamo poi. Ne parliamo poi. Poi le dichiarazioni di Luca Zaia che abbiamo raccolto in una conferenza stampa. Se la regia è pronta possiamo andarle a sentire. Questo è bene. Direi che questo è stato un progetto che il prefetto Lamorgese ha voluto portare avanti, prudenziale, perché comunque quei 2000 profughi non c'erano, non ci sono per il Veneto. E il fatto di aver trovato indisponibilità deve far notare agli amministratori che quella non è una soluzione praticabile e tutto finisce lì. Adesso si farà quello che prevede il prefetto Lamorgese, che è persona incaricata per dialogare direttamente con i comuni e con le amministrazioni per decidere il da farsi. Ammesso non concesso che arrivino ancora profughi, perché al momento non c'è nessun arrivo annunciato. Ma la Regione darà il supporto della protezione civile come l'ha sempre dato e come lo deve dare per legge. Che non è vero, anche perché il problema non è un problema della Lega, è un problema in generale rispetto alla disponibilità, visto e considerato che abbiamo trovato amministratori un po' da tutte le parti indisponibili ad ospitare 1, 2 o 3 persone. Il prefetto Lamorgese che ha gestito questa partita ha riportato cronache di totale indisponibilità, per cui la partita oggi per il Veneto è una partita che tratteranno direttamente i sindaci, i presidenti di provincia con il prefetto Lamorgese che è autorità incaricata. Guardi, in questa assenza di autonomia e federalismo questo non è che ci cambia tanto il quadro, nel senso che non è che siamo assolutamente iperfederalisti e iperautonomisti come competenze. Questa è una competenza che viene delegata a una realtà territoriale che dipende comunque dal Ministero degli Interni, che cercherà di gestire la situazione. Ma io non c'entro nulla con il comitato dei sindaci, con Parma, con queste cose qui, e mi piacerebbe parlare anche di cose più produttive che di queste firme di Parma, di altre robe. L'ultima battuta, il presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, non le ha risparmiato critiche, ha parlato di atteggiamento pilatesco. Ma guardi, io non so come sia stata interpretata. Francesca Zaccariotto sapeva benissimo di questa scelta ed era informata, con me ne ha parlato anche in più occasioni. Del resto è una scelta inevitabile di fronte all'impossibilità di affrontare il problema. Penso che questo è un problema che la Regione non si troverà a gestire più e lo gestirà direttamente il prefetto Lamorgese, con il quale Francesca Zaccariotto ha un buon rapporto. Ma guardi, c'è un'anima sola in Veneto, che nessuno vuole i profughi. Vi sfido ad andare in giro a trovare persone che vi dicano che danno ospitalità a qualche profugo a casa loro. Se poi ci sono enunciazioni di principio ne troviamo tanti disponibili a dire che molte cose diverse, però la verità è che per noi il nostro interlocutore è il sindaco e il sindaco oggi parlerà direttamente con il prefetto Lamorgese. Guardi, questa non è una discarica, non è una strada, questa riguarda 581 comuni del Veneto, i quali si sono posti di fronte alle proposte del prefetto Lamorgese in maniera inequivocabile per un no, per cui è difficile affrontare un territorio che ha comunque le sue ragioni di dire nel mio comune non posso ospitarne perché non ho i centri, e nell'altro comune non si può fare perché abbiamo avuto l'alluvione e così via, per cui verranno analizzati i singoli casi e il dato di fatto è che la Regione non è colei che porta i profughi in Veneto. In Veneto i profughi arrivano per altre vie e i cittadini avranno un modo di verificarlo. Però qualcuno dice se non riesce il governatore Zaia, che ha un consenso di 3/4 dell'elettorato, a riuscire a convincere i sindaci, a riuscire a convincere i veneti, alla fine? Guardi, è qui l'errore. La mia opera io non sono chiamato a fare opera di convinzione. Io ero chiamato dalla legge alla quale ho abdicato a fare opera di organizzazione. L'organizzazione non è possibile per quel che mi riguarda, per cui ho abdicato alla competenza. Semplice. Da questa vicenda come ne esce il Veneto? Meglio o peggio? Guardi, per fare un bilancio bisogna farlo alla fine, perché noi non sappiamo quanti profughi arriveranno. Magari se non arriva neanche un profugo non riusciamo in maniera dignitosissima. Abbiamo avviato un progetto di ospitalità diffusa, i 600 profughi non si sono visti.
Se ne arrivano migliaia dovremo vedere cosa accadrà. Presidente ha detto, ho preso questa decisione. Allora, io credo, prima di sentire anche gli altri, visto che delle persone presenti l'unica citata personalmente è Francesca Zaccariotti, io ringrazio il collega Nicola Endimioni delle News per questa intervista, di cui avete visto non abbiamo censurato nulla, per correttezza, lei è l'unica citata di persona. C'è qualcosa che può anche essere che vi siete sentiti dopo questa conferenza stampa a Palazzo Balbi? No, non ci siamo sentiti dopo questa conferenza stampa. Io Le aveva credo già sentite le affermazioni? Io no, non le avevo sentite, anche se credo che insomma i giornali ci abbiano abbastanza informato in questi giorni su quelle che sono le posizioni. Non critico assolutamente, il mio riferirmi a Ponzio Pilato non è per quanto riguarda il governatore, assolutamente sì. Io dico che gli amministratori oggi di fronte al problema che devono gestire non possono fare il Ponzio Pilato. Quindi poi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che bisogna partire dall'inizio, quando comunque il governo, va bene, assieme alle regioni, assieme ad ANCI, assieme ad UPI, ha firmato un documento che stabiliva, datato 6 aprile 2011, e c'è anche la firma della Regione Veneto, che si dava la disponibilità ad accogliere in Italia, quindi in tutte le regioni, i profughi, concordando che il criterio di spartizione era quello chiamato dal governatore Zaia polverizzazione, cioè di un profugo ogni 2000 abitanti. Sulla base di questo il governatore ha chiesto la collaborazione, l'ha chiesta alle province, le quali avevano una funzione di coordinamento, considerato anche che è proprio la Regione Veneto che non molto tempo fa, attraverso l'assessore Stival, che è assessore alla protezione civile, ha riconosciuto ai presidenti delle province autorità di protezione civile, e quindi questa funzione di coordinamento che le province hanno, unita alla funzione di autorità di protezione civile, portava le province a affiancarsi a un lavoro di squadra con regione, prefetto e province. Ricordo anche che il soggetto attuatore nominato era un soggetto della protezione civile della regione. Ma perché della regione? Perché era la regione l'ente individuato in questo tipo di funzione. Se oggi invece di avere come soggetto attuatore il responsabile della protezione civile, dottor Tonellato, c'è un altro soggetto nominato da parte del Ministero, non sta a significare che comunque la posizione del nostro territorio è diversa da quella che è stata sottoscritta il 6 aprile 2011. Quindi io parto da questo tipo di considerazione, quindi io mi sono messa a disposizione quando mi è stato chiesto da parte del mio governatore e da parte del prefetto, e continuo secondo questa logica. Stiamo entrando nel tema, insomma, per capire che cosa succede, perché poi questa cosa ogni giorno che passa è in prima pagina sull'uno o sull'altro quotidiano con una proposta o con una polemica. Fra 2 minuti continuiamo a parlarne.